Tragedia sul lavoro questa mattina a Dosson di Casier nel Trevigiano, vittima un operaio veneziano di 54 anni rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione del legno. Spento questa mattina l'incendio che da ieri pomeriggio ha interessato il versante vicentino del Grappa, paura per alcune abitazioni, quasi certa l'origine dolosa. Nuova protesta dei richiedenti asilo ospitati nell'ex base di Conetta. Una trentina di persone hanno bloccato la strada e l'entrata del centro. Scoperto e sequestrato all'Arcello un bed and breakfast abusivo per gli spacciatori che gravitano in zona stazione a Padova. Denunciata la proprietaria, la polizia municipale lancia l'appello, non è un caso isolato. A Venezia perfino le truffe ai turisti da parte di ristoratori senza scrupoli possono diventare un'attrazione. L'osteria dello Scontrino da 1.100 euro diventa meta di turisti curiosi. Cerco un rene, l'appello di una quarantenne trevigiana su Facebook. La donna che soffre di una grave patologia renale si rivolge agli amici perché possano farle questo grande dono. 20.000 euro allo IOV per sostenere la ricerca su un nuovo farmaco contro i tumori cerebrali è il dono di un'associazione nata in ricordo di un giovane imprenditore morto un anno fa. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura lo avete sentito anche dai titoli, il drammatico incidente sul lavoro accaduto questa mattina in un'azienda di Dosson di Casier, siamo in provincia di Treviso, la vittima è un operaio veneziano di 54 anni. Schiacciato dalla macchina che stava utilizzando una trafilatrice per il legno che si sarebbe inceppata e nel tentativo di sbloccarla si sarebbe sporto rimanendo incastrato e morendo sul colpo. La tragica fine questa mattina alla ditta Zanutta di via Albigonzo di Dosson di Casier per un operaio di 54 anni di Quarto d'Altino nel veneziano Daniele Zamuner, originario di Musile di Piave. Non sappiamo cosa sia successo, era un operaio esperto, hanno detto tra le lacrime la moglie e la figlia arrivate sul posto con la compagna di una vita distrutta che ha avuto solo la forza di aggiungere non me l'hanno neanche fatto vedere. L'infortunio mortale poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda che produce componenti per l'arredo bagno. I dipendenti erano al lavoro. Ai rispettivi macchinari c'erano Zamuner e altri 4 colleghi. Improvvisamente la tragedia, gli altri operai hanno subito dato l'allarme cercando di soccorrere loro stessi, per primi il compagno di lavoro, ma inutilmente. Quando il SUEM 118 è arrivato sul posto per Zamuner non c'era più nulla da fare. Le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Dossone e agli ispettori dello Spisal dovranno fare luce su eventuali responsabilità. Il 54enne lavorava da almeno 20 anni in quella fabbrica. Impossibile, dicono i familiari, che a causare la disgrazia sia stata una disattenzione. Dall'inizio dell'anno si tratta del primo infortunio mortale nella Marca, ma della seconda tragedia sul luogo di lavoro. Il 10 gennaio alla BFR di Cessalto aveva perso la vita un quarantenne di San Stino di Livenza, padre di 2 bambine, Simone e Nicolini, stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava a una pressa. In arrivo i prefabbricati all'ex base di Conetta, ma i profughi sono tornati a protestare oggi pomeriggio per le condizioni giudicate disumane. Venerdì sera intanto assemblea pubblica convocata dal sindaco Panfilio. Sono usciti dall'ex base di Conetta e armati di punk che hanno bloccato il traffico. Seduti lungo la via d'accesso al polo militare di via Rottanova, i profughi hanno protestato ancora oggi pomeriggio per le condizioni di vita all'interno della base e la lentezza dell'iter per il riconoscimento dello status. Potrebbe diventare un hub definitivo nei prossimi giorni, nonostante le promesse di alleggerimento delle presenze avanzate dal ministro Minniti. Sono 750 i richiedenti asilo ospitati all'interno, tanto che il sindaco Panfilio, oggi sul posto insieme agli uomini delle forze dell'ordine, ha convocato un'assemblea pubblica per venerdì sera. Forse prefabbricati in arrivo e così i migranti sono tornati a manifestare, aspettando lunedì, quando il primo cittadino sarà a Roma per discutere della posa delle nuove unità abitative. Mentre a Conetta si continua dunque a protestare, a Bagnoli di Sopra continua lo svuotamento dell'hub di San Siro, presto lasceranno altri 80 richiedenti asilo, ma il sindaco teme l'incertezza del post-elezioni. A Bagnoli di Sopra sono rimasti 250 richiedenti asilo, un numero che appare destinato ad assottigliarsi ulteriormente nel prossimo futuro, proprio mentre nella vicina Cona esplode una nuova protesta di profughi e il governo appare intenzionato all'installazione di prefabbricati nell'ex base di Conetta. Quindi a Bagnoli di Sopra, come conferma il sindaco Roberto Milan, si respira un'aria diametralmente opposta.
sono pronti ad uscita alta di 80-90 migranti, il numero poi si dovrebbe ridimensionare ulteriormente nelle prossime settimane. L'attuale cooperativo che gestisce l'ECO potrebbe non avere più convenienza a mantenere il centro attivo. All'orizzonte però c'è uno spettro chiamato 4 marzo. Roberto Milan non può fare a meno di chiedersi cosa accadrebbe se dopo le prossime elezioni il Parlamento non fosse in grado di esprimere un governo forte, capace di mantenere quella politica internazionale, afferma, che ha permesso la diminuzione degli sbarchi, vale a dire il motivo, assieme al concreto realizzarsi di un'accoglienza diffusa in provincia di Padova, del progressivo svuotamento dell'hub di San Siro. Ci potrebbe essere un governo poco forte, poco incisivo in ambito internazionale, e quindi, come è stato in questi ultimi mesi il ministro Minniti, che è intervenuto fortemente in Libia, potrebbe venire meno a questa condizione. Un bed and breakfast abusivo per gli spacciatori che gravitano intorno alla zona della stazione di Padova. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia municipale in via Bernina. A gestirlo una donna di origini marocchine che è stata denunciata. 10-15 euro a notte per un letto, un numero telefonico che conoscevano tutti gli spacciatori della stazione. Un'attività ben avviata, quella gestita da una donna marocchina di 54 anni in questo stabile di via Bernina, tutto abusivo, tanto che dopo segnalazioni di altri stranieri, a ottobre la Polizia Municipale di Padova aveva fatto il primo controllo. Dentro avevano trovato 6 persone, tutti tunisini, alcuni minorenni, tutti spacciatori. A novembre, seconda verifica. Gli stranieri erano saliti a 9, trovati a dormire per terra su materassi improvvisati in locali in condizioni igieniche precarie. Coordinati dalla procura, gli agenti in queste ore hanno sequestrato l'immobile dove stavano dormendo 4 clandestini, un'attività che non si era mai fermata, con la donna a tirarne le fila. Che in un bar lì vicino lei stazionava tutti i giorni da una certa ora, veniva avvicinato da questi soggetti, contrattava, e poi questi soggetti a una certa ora, dalle mezzanotte fino alle 3-4 di mattina, arrivavano sul posto, la chiamavano, lei gli dava le chiavi, aprivano, salivano e poi la mattina uscivano. Per la donna è scattata una denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nei locali gli agenti hanno trovato anche della droga. Il secondo ostello abusivo, individuato in circa un anno dopo la Velletta, gestita da un italiano in via del Cristo, un fenomeno sommerso di cui sinora si sarebbe scoperta solo la punta dell'iceberg. I soggetti che abbiamo trovato lì sono stati loro a darci questa segnalazione, per cui è interessante anche questo aspetto che nasce da un'attività di presenza sul territorio, di prossimità, diremo di, no? Adibiti ad uso ufficio, questi stabili sono quasi terra di nessuno. La proprietà risulta di una società che li ha affittati a un'altra che ne ha perso il controllo. Abusiva l'attività della donna, abusiva anche l'occupazione dei locali a piano terra che la marocchina usava come abitazione di famiglia. Le indagini sono solo all'inizio. Andiamo nel Vicentino con il vasto incendio che ha interessato il Monte Grappa, a fuoco circa 10 ettari di bosco. Il Monte Grappa brucia, circa 10 ettari di bosco sono stati interessati dal terribile rogo scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Grappa in comune di Romano Dezzelino nella zona di Valle Santa Felicita. A dare l'allarme un volontario dell'antincendio boschivo Brenta Montegrappa. Le fiamme partite da un punto del sentiero che porta a Campo Solagna si sono propagate velocemente. Ieri ci sono state delle squadre di volontari che hanno monitorato nella parte alta in modo tale che non andasse a interessare delle abitazioni civili e nella parte bassa perché era sceso e hanno bagnato con l'acqua in modo tale da fermarlo. La parte interessata praticamente adesso che la vediamo è quella a est rispetto a ovest, diciamo, rispetto al comune di Romano e alla valle. È quella che si vede un po' più scura, è arrivata quasi fino in cima all'ultimo costone in cima. Le lingue di fuoco e il fumo denso erano visibili stanotte anche a chilometri di distanza, forte pure l'odore. L'incendio è arrivato a sfiorare un'abitazione in località Costalunga. Per spegnere il rogo ci sono volute 18 ore di lavoro e decine di uomini tra volontari, vigili del fuoco, forze dell'ordine e poi da stamattina operativo anche l'elicottero del centro regionale. L'elicottero ha fatto una 50 di lanci al momento, se non vado errato. Sì, adesso ha attaccato particolarmente una zona pineta, l'ha bonificata
e adesso confidiamo che non si alzi l'aria e per vedere se appunto riesce a rimanere fermo. Spente le fiamme, i lavori di bonifica sono andati avanti per parecchie ore oggi. Per quanto riguarda le cause del rogo, le indagini si muovono in un'unica direzione, ovvero quella dell'incendio doloso. Abbandona 30 sacchi di rifiuti lungo il Sile a Treviso, stangata per un cittadino romeno rintracciato grazie al contenuto degli stessi sacchi. Smascherato grazie al materiale contenuto nei sacchi di immondizia gettati sulle rive del Sile a Sant'Antonino, anche le stesse foglie d'edera che i vigili urbani hanno poi notato nella sua abitazione. L'abbandono selvaggio di rifiuti una decina di giorni fa. Circa a 3-4 metri cubi di immondizie abbandonati e collocati all'interno di sacchetti di plastica abbandonati lungo l'argine del Sile. Zona tutelata, quindi i vigili hanno fatto recuperare da Contarina i sacchi, portati in un deposito, sono stati passati al setaccio da operatori ecologici e agenti. Alla luce dell'attività di indagine della nostra polizia locale abbiamo potuto rintracciare chi è il proprietario di questi materiali abbandonato, è un cittadino rumeno che abita nelle immediate vicinanze del luogo dove sono stati rinvenuti, al quale abbiamo già comminato una sanzione di 600 euro e chiesto il rimborso delle spese sostenute per il recupero del materiale. Episodio di ben altre dimensioni, dice il comandante della locale, rispetto all'abbandono di rifiuti e al degrado a Villa Manfrin denunciato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Davide Acampora. Alla fine solo qualche buccia d'arancia e qualche carta di mozzarella, dice Tondato. Stiamo parlando di una quantità di rifiuti che può essere quantificata in una mezza borsa della spesa, perciò una quantità molto limitata. Ci siamo attivati contattando Contarina, rispetto alla quale abbiamo ricevuto già garanzie che nella giornata di domani, massimo domani l'altro, verranno rimossi. Torniamo a parlare dello scontrino da 1.100 euro rilasciato ad un gruppo di giovani giapponesi da un ristorante veneziano del centro storico. Ebbene, quell'osteria è diventata meta di turisti curiosi. È diventata una meta turistica tra le più visitate in città, l'ormai famigerata Osteria da Luca alle Mercerie, grazie al conto record da 1.143 euro per 4 bistecche, una bottiglia di vino e una frittura. È fantastica secondo me, è molto rappresentativa della ristorazione veneziana. Dopo i controlli e la multa da 20.000 euro comminata ai gestori, la curiosità dei turisti per l'assurda vicenda li porta a fermarsi in massa di fronte alla vetrina. C'è chi si accontenta di un selfie sullo sfondo della bettola più costosa al mondo e chi decide di sfidare la sorte ordinando un piatto o anche solo un caffè e gustarsi l'adrenalina nell'attendere il conto. Avete mangiato bene qui? Sí, muy bueno. Bueno? Sí. La cuenta? Bien, normal. 5 euros, dos cafés. Está bien. Ma se per i turisti la visita all'osteria è diventata un gioco divertente, i veneziani sono ancora ben lontani dallo smaltire la rabbia per quanto accaduto. Penso che i predatori in Italia e Venezia sia piena. È una vergogna e com'è la ristorazione a Venezia. Però non sono tutti così, o sì? Assolutamente no, abbiamo anche degli amici che hanno dei buonissimi ristoranti, però molto spesso il povero turista si trova derubato in questo modo. È grave perché hanno sputanato tutta Venezia e tutti i ristoranti che ci sono. Per me avrei chiuso il locale e avrei ritirato una licenza. Mi fa anche un certo che entrare adesso in un locale e potrebbe capitare anche a me, per l'amor del cielo, una cosa del genere. È una vergogna che non vengano controllati efficientemente queste cose. Perché sinceramente farsi questa pubblicità, ma non in questo periodo perché è carnevale o quel che è, proprio per il contesto, queste cose non dovrebbero succedere. Mi dispiace dirlo e mi scuso per i malfattori perché questa è veramente una truffa. Mi scuso io a nome di tutti i veneziani perché non siamo tutti delinquenti. Intanto c'è chi da questo episodio ne esce penalizzato in modo ingiusto ed è il proprietario dell'omonimo ristorante Da Luca, che però si trova a Mestre e che in molti confondono con quello dello scontrino folle. Mi telefono, mi mandano insulti via mail, l'esco internet e telefonano con telefonate prenotazioni irrisorie, dico 4 bistecche per cortesia ma non meno di 2.000 euro, per cortesia vorrei un bornello però che sia una bottiglia da 1.000 euro, queste robe qua e che hanno negativamente
Noi veniamo via dalla ristorazione di Venezia, per 14 anni abbiamo gestito il ristorante Riviera a Venezia, alle Zattere. Trovarci, scontrarci con queste persone che, improvvisate, non voglio dire niente di più, ci ha penalizzato, niente di più. A parlare Luca Bonicelli, titolare dell'Osteria da Luca di Carpenedo. Non Venezia dunque, ma Mestre. Eppure nel web, e non solo, questo si fatica a capirlo, e in molti confondono il locale di Bonicelli con quello omonimo a pochi passi da Piazza San Marco. In questi giorni è al centro di numerose polemiche per lo scontrino da oltre 1.000 euro. Critiche e disprezzo gratuiti su TripAdvisor. Tramite TripAdvisor che ha avuto delle recensioni pessime e scaricavano su di me. È da ieri mattina che vado avanti, è da ieri mattina che proprio continuo a mandare dalla Spagna e il mondo, dopo mi ha mandato le scuse da Barcellona e dalla Grecia, vergognate che siete la vergogna della cucina veneziana. Eppure Luca e la moglie, aperti da poco più di 4 anni, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Trovarsi in questa situazione fa rabbia. Come agire? La polizia urbana vada effettivamente a controllare prezzi, qualità. No, adesso si svegliano. Ho scoperto che nel 2015 sto signor qua è stato fermato anche all'aeroporto. Noi italiani combiniamo qualcosa di male, subito, questi qua, un posto da 300.000 euro, successo quel che è successo nel 2015 o no? Quindi sappiamo che l'attività commerciale, guardate a chi le date. Quel che è certo è che Bonicelli non ha alcuna intenzione di cambiare il nome del suo locale. Non sono io a doverlo fare, conclude. Ed ora la politica, in vista delle prossime elezioni nazionali c'è Maretta nel centrodestra trevigiano per le candidature cosiddette paracadutate da Roma o da Milano a scapito dei candidati locali. Politiche del 4 marzo, ultimi giorni per la definizione delle candidature, mai come quest'anno tra mugugni e mal di pancia. Nel centrodestra, per quel che riguarda la Marca, la tensione è altissima, soprattutto perché gli accordi nazionali per la spartizione dei seggi tra Berlusconi, Salvini, Meloni ed ora anche la cosiddetta quarta gamba di Noi per l'Italia rischia di vedere paracadutati nomi poco graditi alla Lega locale, che è già sulle barricate. A non essere digeriti sono soprattutto alcuni forzisti e gli esponenti di Noi per l'Italia che fanno capo a Tosi, ex segretario della Liga, prima della rottura con il Carroccio e la creazione di Fare. Non è su Tosi politico, ognuno fa quello che vuole, cerca le strade che vuole. Quello che è stato un po', la situazione è che con le 3 senatrici ha appoggiato il centrosinistra e ha sempre trattato col centrosinistra, quindi uno che è stato nel governo del centrosinistra credo non sia così definitivo per poter avere la sicurezza che un domani non faccia la stessa cosa. Se poi le candidature dovessero essere imposte da diktat milanesi e romani a scapito dei candidati locali retrocessi nei listini plurinominali, probabilmente la Lega trevigiana dovrà farsene una ragione, anche se il boccone pare davvero amaro da mandar giù. È evidente che potrebbe certamente non essere simpatico, questo non c'è dubbio, perché ricordo che la Liga Veneta storica è nata a Treviso e continua ad essere sempre un baluardo per quel che è il principio della Liga Veneta. Penso che non lo meriti e soprattutto anzi abbia le capacità, le persone preparate che possono assolutamente essere presenti in quello del Parlamento italiano. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con una storia che arriva da Treviso. L'ho fatto non solo per me ma anche per i tanti malati in attesa di un trapianto. Così una quarantenne spiega il suo singolare post apparso su Facebook. Vediamo di che cosa si tratta. Ho bisogno di un rene. Inizia così il post su Facebook di Gigliola Barlese, 40 anni, di Treviso. Una decisione sofferta, quella di utilizzare i social network, presa dopo che negli ultimi mesi la sua insufficienza renale è peggiorata. Vivo solo con mezzo rene funzionante, racconta Gigliola. I dottori mi hanno consigliato il trapianto, ma l'iter è lungo e gli stessi specialisti, continua la donna, mi hanno suggerito di rivolgermi ai miei amici.
È una richiesta molto particolare, personale, se vogliamo invadente della propria privacy. Per me è più facile aiutare le persone che chiedere aiuto, quindi piuttosto di mettere gli amici in una condizione di imbarazzo ho preferito comunicare loro attraverso i social. Non sono mancate le critiche nei confronti di Gigliola per un appello di questo tipo, ma, dice lei, chi punta il dito contro di me lo fa perché non ha capito qual è la chiave di lettura. Non sto cercando obiettivamente un rene. Io volevo solo rendere partecipi i miei amici della mia situazione e sensibilizzarli a diventare donatori, non solo per me, ma per tante altre persone che comunque hanno bisogno. Io sto ancora abbastanza bene, spiega Gigliola, ma ci sono tante altre persone che stanno molto peggio e che hanno bisogno di un trapianto. Ecco perché ho fatto questo. Una determinazione, quella della donna, che la porta a combattere contro la malattia che sta debilitando il suo fisico. L'alternativa, aggiunge, è quella della dialisi, per questo spero che il mio appello venga raccolto. La donazione del rene per lei cosa significherebbe? Per me significa, vuol dire vivere, ritornare a vivere normalmente come facevo prima. Un trapianto di rene da donatore vivente vuol dire vivere, e vivere bene come ho sempre fatto fino ad ora, insomma. 20.000 euro allo IOV per sostenere la ricerca su un nuovo farmaco contro i tumori cerebrali. Sì, io sono molto felice perché proprio prima di morire Luca mi aveva chiesto di aiutarlo in questo suo sogno, la raccolta fondi per debellare questa malattia. Noi stessi in prima persona abbiamo girato New York, Houston, tutta l'America e la cura non c'era e quindi io sono qui per questo oggi, per riuscire a sostenere le persone che oggi si trovano come Luca, che possono avere una speranza in più, perché non averla è terribile. Si commuove parlando del fratello Luca Valentino Ametto. La sua vita è stata spenta a 41 anni da un glioblastoma aggressivo, tumore cerebrale. Nell'assegno di 20.000 euro raccolto dalla neonata associazione in suo nome c'è tutta la sua energia, la volontà di vivere e di combattere una malattia terribile. I fondi sosterranno lo IOV e in particolare il progetto Regoma, che sta sperimentando una nuova terapia. La speranza si chiama Regorafenib, un farmaco in compresse, poco tossico e ben tollerato. L'idea sviluppata allo IOV nasce da un giovane ricercatore, Giuseppe Lombardi, al lavoro da oltre un anno. Terminata la prima fase, chiamata fase 2, dove sono stati arruolati 120 pazienti in tutta Italia e i dati finali hanno confermato proprio che i pazienti che erano stati trattati con questo farmaco rispetto ai pazienti che assumevano il farmaco standard avevano una sopravvivenza nettamente maggiore. Adesso lo studio diventerà internazionale, 400 i pazienti che saranno trattati in Europa, Canada e negli Stati Uniti. Un tumore, la coincidenza cresce. Lo IOV ha creato un gruppo di lavoro e assistenza per i pazienti affetti da patologia cerebrale, una malattia che ha bisogno di un sostegno a 360 gradi, un passo in avanti, una piccola speranza. La speranza è che l'idea, l'intuizione che era la base di questo progetto produca buoni risultati in una patologia dove purtroppo i buoni risultati sono molto ricercati ma poco trovati. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Giornata molto grigia e nebbiosa sulle nostre regioni, anche con qualche disturbo in alcuni settori. Scopriamo dove con il dettaglio di giovedì 25 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse diffuse, specie al mattino, solo in parziale dissolvimento col passare delle ore. Più spazi soleggiati sul Bellunese. In serata qualche piovasco sarà possibile sui settori occidentali. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata grigia sulla nostra regione, foschie, nebbie e nubi basse spesso resistenti su Pordenonese e Udinese. Cielo molto nuvoloso e coperto sui restanti settori con qualche piovasco dal pomeriggio. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile sulla nostra regione, tuttavia con qualche nube sparsa, ma anche con ampi spazi
soleggiati. Entro seranotte deboli piovaschi sparsi saranno possibili sul Trentino. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.